Comincia la fase che guiderò una fase di 3 anni in cui io cercherò di dare quella che ritengo sia la giusta collocazione, la giusta traiettoria a questo teatro. Io ritengo sia un teatro importante, un teatro pubblico ha il dovere di occuparsi anche della sua comunità, di strutturare un percorso che possa in qualche modo includere, soprattutto includere. Quindi è aperto a tutti, è aperto a tutte le possibilità, ci sono tante possibilità che dobbiamo ancora conoscere e accogliere perché qui dentro possano incontrare ulteriori elementi di crescita e di confronto. Dobbiamo aspettarci Napoli. E questo teatro e questa stagione vuole raccontare Napoli oggi, la Napoli contemporanea tutta, quanto più è possibile. Ho cercato di raccogliere quanto più possibile gli artisti in modo eterogeneo. Non è un palinsesto costruito per affinità, ma è proprio la costruzione di elementi di diversità che vengono qui ad incontrarsi e si incontra una comunità di artisti e speriamo di sviluppare un discorso e anche un ragionamento su come il Trianon può diventare davvero necessario.